Buongiorno e ben ritrovati per questa nostra nuova puntata dedicata alla musica di altissimo livello, perché con noi questa mattina con grande piacere c'è il maestro Giuliano Carella, direttore dei Solisti Veneti. Buongiorno, è così bello vederla qui, anche perché sappiamo che è reduce da impegni internazionali importanti che l'hanno portata anche sul palco del Teatro dell'Opéra di Rennes e per la Madama Butterfly, e adesso qui c'è il Veneto Festival che è in pieno svolgimento, e quindi diciamo che è molto bello sapere che qualcosa di Veneto gira per il mondo in ambito musicale. Grazie, ci sono tanti veneti che girano per il mondo fortunatamente, cioè il Veneto si celebra. Abbiamo dato molto alla musica sia in passato che anche nel momento contemporaneo, per fortuna, ed è sicuramente anche il lavoro stato fatto dai solisti veneti fino ad oggi e quello che si sta facendo con questo Veneto Festival è un ingrediente importante. Veneto Festival che devo dire è partito benissimo. Grazie. Con tutte le restrizioni ovviamente dovute al Covid, ma con un grande entusiasmo sia da parte dell'orchestra che da parte del pubblico, che subito ha dimostrato il grande affetto che ha per voi. Com'è stato ripartire? Un affetto che è stato ricambiato ed è ricambiato in ogni occasione. È vero. Affetto, devo dire che io ho avuto il piacere di assistere a qualche vostro concerto e si sente proprio questa volontà grande di dialogare con il pubblico. Devo dire un patrimonio ritrovato per voi e sicuramente un ingrediente importante. Ma sicuramente una delle cose più particolari e meno belle di questo periodo che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo è proprio la mancanza del pubblico e la mancanza di questo rapporto che c'è e si instaura solamente nel momento in cui un concerto ha una presenza di persone, di appassionati che ascoltano e che gioiscono della musica che si sta eseguendo. Questo è veramente fondamentale. Infatti tutte le esperienze in streaming importantissime che sono state fatte in questo periodo da noi, dai solisti veneti, nello scorso dicembre abbiamo ottenuto tutta una serie di concerti molto importanti che sono stati seguitissimi. Tra l'altro poi quello che è incredibile è vedere i numeri delle persone che seguono lo streaming, che sono veramente, cioè stiamo parlando Uno guarda di i numeri decine dello streaming e dice: ma perché devo tornare a fare un concerto in pubblico che magari tiene veramente anche 10 volte meno certe volte, però è un'altra cosa. È un'altra cosa, per cui è una delle cose che porteremo avanti, che abbiamo già portato avanti con l'apertura del festival e nel concerto che abbiamo fatto agli Eremitani e che continueremo a fare, è il fatto di fare sia in presenza, cioè di avere un pubblico, e nello stesso momento di avere una trasmissione, di fare lo streaming, per arrivare a un pubblico ancora maggiore. Penso che sia stato uno dei cambiamenti veramente importanti e fondamentali di questo periodo. Sì, dal punto di vista didattico, dal punto di vista anche del far conoscere il timbro dell'orchestra, la direzione, lo spirito di ogni singolo esecutore, sicuramente è un vantaggio. Certo, anche se bisogna dire una cosa onestamente, che quello che è il suono del concerto live è qualcosa di completamente diverso. Il suono dei solisti veneti è una delle grandi caratteristiche, forse una delle caratteristiche più importanti insieme alla loro storia dei solisti veneti, e questo suono viene apprezzato, viene riconosciuto, viene sentito nel momento dell'esecuzione tradizionale con il pubblico. Ecco. Va bene, vedo che la nostra regia ha tirato fuori già delle immagini relative proprio, mi sembra, al concerto degli Eremitani. Sì, è un concerto che appunto ha inaugurato questo Veneto Festival, e questo è appunto il saluto fatto alla città da questo luogo spettacolare con gli affreschi alle pareti di Mantegna e tanti altri artisti
è un luogo dove si respira veramente, è un'area di sacralità, un programma tutto dedicato proprio alla musica sacra, molto ispirato, e vediamo anche con un ospite d'eccezione, Piero Bon, che è veramente un trombettista straordinario. Ecco, un trombettista straordinario che spazia, diciamo, dal repertorio classico fino alla contemporaneità e al jazz, cosa non facile. E devo dire che ha portato una grande profondità, no, in questa esecuzione dell'inaugurazione. La musica sacra, diciamo, certo, è un mondo. Naturalmente nel concerto degli Eremitani Piero Bon ha eseguito due dei concerti più impegnativi del repertorio per tromba. Il concerto di Haydn e il concerto di Hummel. Tra l'altro è un'occasione molto rara di sentire nella stessa serata i due concerti. Era un concerto dedicato all'apertura del festival in uno dei luoghi simbolo della storia casa, dei diciamo. Solisti veneti. Ecco, dire nostra casa magari però diciamo che è certo. Sicuramente uno dei luoghi più simbolici per voi. Sicuramente, da sempre. Se mi è permesso dire, insieme con la Basilica del Santo, che in questo ultimo periodo ha avuto un'importanza fondamentale proprio nell'attività concertistica dei solisti veneti, e noi facemmo l'anno scorso il primo concerto dopo la prima riapertura. Fu un episodio, un'occasione veramente molto toccante, molto emozionante, e l'ultimo concerto che abbiamo fatto adesso in maggio è stato ancora fatto nella Basilica, alla quale siamo legati in maniera veramente speciale. Ma adesso la nostra regia piano piano tirerà fuori anche le immagini di questo straordinario concerto, appunto anche alla Basilica di Sant'Antonio. Anche in questo caso diciamo che i solisti veneti, lei ha parlato appunto del suono dei solisti veneti. I solisti veneti vuol dire un mondo, in realtà, certo. È un mondo musicale che è fatto di profonde esplorazioni nel passato della storia musicale veneta, ma non solo, anche di grande apertura nei confronti della musica della Mitteleuropa, che è un termine un po' desueto, diciamo così, ma che invece è proprio la storia dei nostri territori e dei nostri musicisti e della grande musica fino a Novecento sostanzialmente, certo. In cui essere musicisti voleva dire confrontarsi con le corti d'Europa, ecco, e questo dialogo che voi avete sempre tenuto aperto, devo dire, è sempre stato uno degli ingredienti più belli di questo festival. Ma quello di avere un repertorio molto, molto ampio, dedicato naturalmente innanzitutto al repertorio per archi, è sempre stata una delle caratteristiche fondamentali nella storia dei solisti veneti, voluta dal maestro Scimone. Noi stiamo continuando in questo tipo di direzione, per cui accanto a quello che è il repertorio veneto nostro, Vivaldi, Albinoni, Tartini, che ricordavamo prima, si sta cercando di ritornare a un repertorio appunto più largo, e in questo senso quest'anno per esempio faremo due cose molto particolari. Faremo Verklärte Nacht per l'inizio del Festival FAI, e suoneremo anche a Torreglia, quindi Luvigliano. No, a Torreglia faremo la Serva Padrona. Il nostro prossimo, prossimo impegno è con la Serva Padrona di Pergolesi, perché questo è un altro degli aspetti importanti del futuro dei solisti veneti, il fatto di ritornare al repertorio operistico. Naturalmente viviamo un momento estremamente particolare, quindi si è deciso quest'anno di ritornare, ma di ritornare con un titolo di grande importanza, un capolavoro assoluto di Pergolesi, che verrà presentato prima alla Villa di Masère il prossimo 17 luglio e che poi verrà riproposto invece alla Villa dei Vescovi a Torreglia. Mentre diceva per l'inaugurazione del festival della giornata del FAI? Faremo
a Villa Panza, a Varese, Verklärte Nacht e Il capriccio di Strauss per Sestetto. Un altro lavoro molto importante che andremo a riprendere in questo periodo sarà la Holberg Suite di Grieg. Mi fa piacere ricordare che oltre ai 21 appuntamenti del Veneto Festival, quest'anno i solisti veneti torneranno in alcuni festival molto importanti. Il primo è il Rossini Opera Festival, dove eseguiremo l'integrale delle 6 sonate per archi, che fa parte del repertorio storico dei solisti veneti, che vengono ripresi in questa occasione, e lo stesso concerto verrà poi riproposto al Festival delle Nazioni a Città di Castello, dove quest'anno il tema è la Norvegia, ed è per questo che rivediamo questa Holberg Suite, che è uno dei lavori più importanti del repertorio scandinavo. Beh, insomma, ci ha raccontato appunto di veramente un repertorio che spazierà tra passato, presente, luoghi geografici diversi, timbri di sonorità anche molto complessi, sì, assolutamente, in cui però devo dire che l'orchestra dei solisti veneti ha questo pregio, oltre ad avere il suo suono meraviglioso, anche il fatto di immergersi proprio nello spirito della composizione per trasferire esattamente anche quello che è la volontà del compositore. Certo. È molto bello perché appunto avete una grande personalità ma anche una grande duttilità espressiva. In questo senso bisogna dire che il nome scelto dal maestro Scimone, i solisti veneti, rispecchia esattamente quelle che sono le caratteristiche del nostro complesso, perché i musicisti che formano i solisti veneti sono dei solisti innanzitutto. E questo solismo è una delle caratteristiche e del nostro far musica e della qualità del suono, che è, come dicevamo poc'anzi, è una delle caratteristiche fondamentali del nostro complesso. Veramente, e devo dire che un'altra delle caratteristiche è anche la grande amicizia che si crea proprio tra i musicisti e tra chi collabora con questa orchestra, e poi si creano delle amicizie che si prolungano per decenni. Certo. E che per esempio anche vedo scorrendo il programma del vostro festival torna con un omaggio a voi e alla città Pino Donaggio. Certo. Torna Uto Ughi, che ormai è uno dei solisti dell'orchestra. Dei solisti, sì, no, lui è un grandissimo veneti. Veramente, però devo dire che è un'amicizia veramente ormai 40-50, mi sa che per quasi cinquantennale anche con lui. Un'amicizia importante anche con quella con Pino Donaggio, che naturalmente è stato all'inizio della sua carriera un solista veneto, perché suonava nel primissimo complesso, poi ha fatto la carriera straordinaria che ha fatto e che adesso come compositore è molto spesso presente nei nostri programmi. È appena uscito il suo ultimo disco con i solisti veneti, e è una collaborazione molto molto importante, ma a livello di solisti abbiamo delle eccezioni importanti, amici. Parlavamo prima della Serva Padrona, dove come protagonista avremo Bruno De Simone. Abbiamo appena ospitato una ragazza di grande talento, la Marta Pluda, nel concerto, ragazza giovanissima di 24 anni che sta cominciando una carriera estremamente importante. Il suo prossimo impegno è appunto al Rossini Opera Festival in Elisabetta Regina d'Inghilterra, ma oltre a tutti i solisti importanti, cioè la lista dei solisti internazionali che hanno collaborato con i solisti veneti è veramente infinita. Certo.
Volevo ricordare qualcun altro dei prossimi appunto amici che ospiterete, perché veramente il Veneto Festival, tra mille difficoltà ovviamente collegate a questa pandemia che costringe a fare le acrobazie anche per far quadrare i conti, e le esibizioni ovviamente di compagini orchestrali complesse come la vostra, siete veramente riusciti a fare un programma molto interessante e molto stimolante. Guardo qui per esempio a Pirano, dove noi magari non potremo andare, ma il 21 agosto questo bel concerto, che poi non credo sia l'unica collaborazione della stagione, con Massimo Mercelli al flauto, è anche un altro degli avvenimenti importanti e anche uno dei simboli irrinunciabili del Veneto Festival. Ma Massimo Mercelli sta collaborando in maniera molto importante con i solisti veneti. Quest'anno, come lei ricordava, ci sarà il concerto di Pirano d'Istria. Lui era venuto a suonare con noi nella chiesa di Santa Caterina l'anno scorso e si è instaurata una collaborazione molto importante. Per esempio Massimo, che è un solista molto importante, sarà con noi a Klagenfurt in una delle occasioni extra nazionali che noi abbiamo. Lei diceva di Pirano, c'è Klagenfurt, quest'anno saremo anche in Turchia in novembre, l'anno prossimo abbiamo concerti in Francia, saremo in Oman nel prossimo mese di maggio e stiamo cercando di riprendere appunto quella che non si è mai interrotta, l'attività internazionale dei solisti veneti, che è vicina al Veneto Festival. Veneto Festival che pensiamo sempre come una manifestazione molto ampia, proprio dal punto di vista geografico anche. Ma per me è impossibile guardare lei parlare di Veneto Festival senza vedere davanti agli occhi l'immagine del maestro Scimone e pensare che questo festival ha 51 anni. Certo. Ed è stato pensato e ispirato con una grandissima lungimiranza, sostanzialmente le radici rimangono quelle, con tutta la contemporaneità e la forza che sta portando la sua direzione per portare ancora più in alto il nome dei solisti. Ma devo dire che è una bellissima storia quella di questa compagine orchestrale che ha dovuto comunque attraversare una prova importante come la perdita del maestro Scimone, certo, ma che sta trasmettendo in questa sua seconda vita con la sua direzione, mi permetto di dirlo io, anche una grande gioia nel rapporto con il pubblico. È come se ci dicessero ogni volta: ma ce l'abbiamo fatta, continueremo e siamo forti, ancora più forti. È molto bello. Lei è molto gentile e questo periodo è caduto in un momento estremamente delicato, quello della pandemia, per cui naturalmente tutto il nostro settore ne ha risentito in maniera veramente molto forte e ancora adesso stiamo soffrendo di una situazione che si evolve quasi quotidianamente. Lei citava prima la Madama Butterfly, sì, di infatti volevo portarla di nuovo lì, tra l'altro. Le assicuro, è una cosa veramente incredibilmente pesante provare a lavorare per un mese e mezzo avendo il patema d'animo che in qualsiasi momento il lavoro può essere interrotto perché basta un caso per fermare tutto qua. Perché a Strasburgo, mi diceva maestro, questo è il primo concerto col pubblico dopo la pandemia. Sì, all'Opera del Reno di Strasburgo è stata la prima produzione completa presentata in presenza del pubblico, naturalmente con tutte le restrizioni del caso, per cui grande emozione. Sono delle esperienze molto particolari, quelle fatte con i solisti veneti al Santo, agli Eremitani, e questa esperienza fatta a Strasburgo, ancora prima a Marsiglia dove avevo diretto Tosca,
Nello stesso periodo c'era una bohème a Nizza. Ma io spero che, abbiamo già citato 2 volte questo concerto del Santo, Sì. Che era, non l'abbiamo raccontato, ma l'abbiamo raccontato nei nostri telegiornali, ma senz'altro lo ricordiamo, era nell'ambito proprio delle celebrazioni per le festività antoniane, Certo. tra l'altro festività importanti perché sono gli 800 anni appunto dell'arrivo di Sant'Antonio, sì. E quindi sostanzialmente nell'ambito delle celebrazioni antoniane si è svolto questo concerto strepitoso con la basilica è enorme, quindi è stato possibile avere anche un bellissimo pubblico e ancora più intensamente in questo straordinario luogo in cui si sono espressi artisti di tutte queste epoche, di tutti questi secoli, questo effetto esplosivo è stato ancora più potente forse per voi. È un luogo straordinario, mistico e bellissimo. È incredibile. E, sono momenti di grande emozione e quello che ci auguriamo è appunto di riuscire a trasmettere questa emozione profondissima al pubblico che ci segue e che ci sostiene. Ed è in questo senso che continua l'attività dei solisti veneti con tutti i concerti che andremo a fare. Io mi auguro che questa benedizione antoniana vi accompagni anche per tutto il festival e per il proseguio dei prossimi anni, come spero che ovviamente succeda anche per tutto il resto certo. delle persone, perché veramente non se ne può più. Comunque la sua visione senz'altro è più vasta della nostra, avendo tutte queste esperienze anche con gruppi e orchestre straniere, a Stoccarda, certo. So che è diretto prossimamente a Stoccarda per un concerto. Dove dirigevo Rigoletto nel momento in cui siamo entrati in lockdown l'anno scorso e adesso riprenderò con Tosca. Naturalmente anche lì ci sono 1000 difficoltà perché riguardando le bellissime immagini dei concerti, una delle particolarità è che naturalmente siamo obbligati a un certo tipo di distanziamento che dal punto di vista musicale, dal punto di vista esecutivo è molto particolare, per cui crea dei problemi, è un modo diverso di fare musica, ma quello che è importante è fare musica e continuare. Assolutamente, i suoni dovrebbero compenetrarsi, certo. E ovviamente con le distanze cambia un po' anche il modo di vibrare della musica. Diciamo che insomma ci accontentiamo di quello che succede. Io da quello che ho visto voi l'avete fatto magistralmente. Grazie. Superando anche questo piccolo inconveniente, anzi devo dire che certe volte anche questa ariosità che conferisce questa ampiezza è anche gradevole all'ascolto, perché non sempre purtroppo abbiamo dei luoghi dove la musica risuona in maniera perfetta e certe volte magari questa distanza invece ne fa beneficiare dal punto di vista dell'ascolto, ma chi lo sa, ci sono pro e contro. Certo. Insomma, i puristi del suono, i solisti veneti lo sono senz'altro, perché la ricerca certo. Appunto del colore, del suono nella vostra espressione musicale è un ingrediente fondamentale. E diciamo che chi non vi conosce, quei pochissimi, facciamo raccontare che cosa vuol dire per voi questo colore musicale che rappresenta la storia, quella che anche il maestro Scimone definiva proprio la musica creata dal Veneto e portata in tutto il mondo. Ma il maestro Scimone usava una definizione che secondo me è fondamentale, parlava di venetità. E in questo senso il colore dei solisti veneti, il colore che il maestro Scimone ha formato nei solisti veneti, riflette tutta questa sensibilità, tutto questo gusto. Uno dei nostri obiettivi è appunto quello di continuare a legare, come già si fece, i luoghi della musica con quelli che sono i luoghi del colore, dell'arte. Prima parlavamo di Villa Maser, naturalmente l'ultimo progetto di Palladio, affrescato da Veronese, è il massimo in questo tipo di senso. Come sono
bellissime tutte le cose che ci riportano. Lei prima citava gli eremitani, parliamo veramente di colori, parliamo di un Ma veramente parliamo di cromatismo. colori, perché io non l'ho detto perché mi è sfuggito dopo tanto tempo, l'ho dato un po' per scontato, ma uno degli ingredienti fondamentali del Veneto Festival sono proprio i luoghi. Sì. L'abbiamo un po' detto anche prima raccontando i concerti, è impossibile parlare del concerto senza parlare del luogo dove il concerto viene eseguito, proprio per questo che lei sta dicendo, perché c'è nell'arte complessivamente, nell'architettura, nella pittura, nella scultura e nella musica veneta tutto un colore, effettivamente, tutta un'espressione che risuona un po' a tutto tondo, ed è proprio quello lo spirito bello che racconta la vostra musica, che appunto nel Veneto Festival si svolge esclusivamente in questi luoghi bellissimi, certo, che danno un di più e che anche aiutano a decifrare certe volte quello che viene raccontato. Il legame, una delle grandi caratteristiche dei solisti veneti è proprio il fatto di essere in luoghi diversi. Citavamo prima naturalmente gli eremitani, citavamo la Basilica, luoghi speciali, possiamo citare l'Auditorium Pollini, dove noi faremo anche quest'anno i nostri concerti della domenica, però una delle caratteristiche importanti dei solisti veneti è stato sempre quello di legarsi in luoghi diversi e di legare questo rapporto particolare tra il suono e il luogo. Io sinceramente penso che questo discorso di legarsi a luoghi importanti dal punto di vista artistico con della musica importante sia una delle chiavi di volta di quello che sarà il nostro futuro e la nostra attività. Lei non lo sa, ma io sono decenni che propugno proprio il fatto che noi qui siamo, diciamo, che abbiamo tutto, non abbiamo un festival che ci rappresenta mondialmente da questo punto di vista, e abbiamo dei luoghi strepitosi, della musica strepitosa, degli autori straordinari che hanno raccontato la musica al mondo, e poi abbiamo delle orchestre bravissime, appunto, per cui... Uno degli autori che per esempio noi vorremmo andare ad esplorare è sicuramente Baldassarre Galuppi, che avete già eseguito anche che quest'anno. Abbiamo già eseguito, ma vorremmo avere un progetto più articolato per riprendere uno dei suoi titoli. Spieghiamo meglio, magari, così anticipiamo. Noi pensavamo all'Arcadia in Brenta, e l'Arcadia in Brenta è un'opera bellissima, e tra l'altro la prima collaborazione tra Galuppi e Goldoni, e legare tutti questi elementi veneti insieme, secondo noi, sarebbe qualcosa di estremamente importante. Assolutamente. Andremo in questa direzione. Ecco. Ma mi accorgo che il tempo è quasi volato e abbiamo appena 2 minuti prima di chiudere questa puntata, e non volevo farlo senza almeno anticipare 2 cose. Primo, che è una parte importante dell'attività dell'orchestra è la promozione della musica tra i giovani un po' in tutto il mondo, e quindi c'è un premio che a settembre avrà il suo culmine, che è proprio il premio Solisti Veneti. Premio Scimone. Premio Scimone. Organizzato con il Rotary di Padova, è giunto alla sua seconda edizione ed è un'iniziativa, trovo, veramente estremamente bella e interessante per la valorizzazione di giovani talenti negli strumenti ad arco, naturalmente. Quindi ci saranno proprio delle borse di studio dedicate a dei bravi musicisti giovani. Sì, tra l'altro quest'anno il premio è triplo, perché c'è un premio Scimone, che è quello che era stato già presentato l'anno scorso, ci sarà un premio Tartini, che prevede la migliore esecuzione di un concerto di Tartini, e ci saranno una serie di borse di studio dedicate a dei giovani esecutori. Oltre a Rotary e all'Inner Wheel, mi fa piacere citare la famiglia Pancolini, che in maniera estremamente generosa ha contribuito quest'anno
a costituire questo premio e un futuro anche questi giovani musicisti alle prese con un periodo non facile. No, per niente. E poi appunto volevo ricordare almeno il prossimo appuntamento, i prossimi appuntamenti, sabato 17 proprio come dicevamo a Villa Maser con la serva padrona, intermezzo buffo per 3 caratteri di Pergolesi, e poi martedì 20 invece a Padova in un posto un po' particolare, moderno, Piazza Aldo Moro, con musiche di Vivaldi e Rossini. Faremo e le poi, 4 stagioni. Le 4 stagioni, insomma. E tra l'altro... E poi il 22 luglio, scusi, appunto nell'ambito appunto del festival la Villa dei Vescovi con di nuovo ancora la serva padrona. La serva padrona. Tra l'altro il concerto del 20 riveste un'importanza particolare. Parlavamo prima di luoghi e di musica. Il fatto di pensare, naturalmente la Piazza Aldo Moro è un gioiello architettonico moderno. Moderno, certo. Sì, moderno, non è... Galfetti, grande architetto. Il fatto di portare musica nelle periferie, il fatto di portare musica dappertutto è sempre stato uno degli ideali dei solisti veneti del maestro Scimone, per cui mi sembra che andando in questa direzione continuiamo quello che dobbiamo fare. Assolutamente, e su questo è un'opera meritoria che allarga il consenso e la simpatia veramente di tutti quelli che riescono a sentirvi in qualsiasi circostanza. Io devo dire che i solisti veneti trasmettono gioia ad ogni esecuzione, ne abbiamo un bisogno immenso. Vi auguro un bellissimo 51esimo festival. Grazie infinite. E grazie al maestro Giuliano Carella anche per la disponibilità e la gentilezza. Noi ci vediamo come sempre domani. Arrivederci.